Abbiamo avuto molto spazio per discutere approfonditamente tutti i temi che sono stati trattati negli interventi, di conseguenza neanche di poter riprodurre a conclusione un documento organico che in qualche modo rappresentasse la sintesi del sentire dei vari compagni che sono intervenuti in questa assise. Abbiamo di conseguenza pensato di prospettare al congresso più che un documento organico rappresentativo della sintesi, le parole chiave, le parole cardine che abbiamo avuto modo di registrare nei vari interventi, dando poi mandato all'organismo dirigente e al direttivo che verrà eletto di elaborare un documento organico che diciamo, in modo molto più preciso riesca a ricomprendere quanto è stato espresso in queste 2 giornate. Su questa base abbiamo preso in considerazione quali sono stati gli elementi ricorrenti che noi abbiamo individuato nel bisogno di rinnovamento, in quella necessità di unità e di progettualità, come principi cardine che hanno caratterizzato quasi tutti gli interventi e l'intero dibattito congressuale a partire dalla relazione introduttiva sino alle conclusioni. Assieme all'interrogativo se questo sia il primo congresso di una nuova fase della nostra organizzazione e non solo perché, come molti hanno ricordato, per il nuovo ambito territoriale o per i mutati scenari, quanto per un bisogno che è stato affermato da più parti di svecchiamento e di rilancio del territorio. E questo, proposto da tanti interventi, lo abbiamo sentito come condiviso da quasi tutti i delegati presenti, anche da quelli che non sono intervenuti. L'altro elemento che più volte è stato riproposto e che riproponiamo è quel bisogno di unità e di progettualità che in una fase storica come quella che noi viviamo nel nostro territorio diventa elemento fondamentale se si vuole costruire un percorso di rilancio. Oggi come nel passato è stato avvertito ed è stato proposto in questo congresso il bisogno di costruire un progetto, un percorso che così come ieri possa prospettare ai giovani, ma non solamente ai giovani, una possibilità, una speranza di rinascita. Abbiamo anche avvertito il bisogno di rinnovamento che è stato proposto sostanzialmente da tutti e che deve, per quel che ci riguarda, andare di pari passo con la formazione. Il bisogno di autonomia e di libertà riproposti sia nel documento nazionale, laddove si richiama espressamente laddove si afferma espressamente che non esistono né governi amici né governi nemici, ma solo interlocutori, è stato riproposto in questo dibattito contrattuale e noi crediamo che debba far parte integrante e centrale del documento conclusivo di questo congresso e debba diventare o ritornare ad essere, se preferite, la pratica quotidiana della nostra organizzazione. Questi temi su quali io credo, assieme alle questioni chiaramente di carattere nazionale, ma più direttamente di carattere locale, riportate negli interventi dei vari compagni di tutte le categorie, devono rappresentare il documento conclusivo di sintesi di questo congresso e devono, credo, sulla base di quello che è stato detto in queste 2 giornate, diventare la base su cui costruire un progetto di mobilitazione, una vertenza di carattere territoriale per rilanciare il nostro territorio. E su queste basi propongo di dare mandato al nuovo organismo dirigente perché elabori questo documento. Grazie. Opportuno che prima di procedere alla elezione delle proposte che farà la Commissione elettorale sui nominativi che proporrà, si proceda prima a una votazione sul numero dei componenti del comitato direttivo. Avanzi questa proposta, quella la voteremo in modo palese, quella proposta. Allora, sono problemi, ma di non cambiamo.
Allora, Gianfranco sta proponendo, ed io ripeto, la sua proposta. Piero De Meglio, Lucio Carta e Piero. Votiamo chi è d'accordo è invitato ad alzare la delega. Giù le deleghe. Chi si astiene, chi vota contro, nessuno. Approvato all'unanimità. Bene, naturalmente l'attuale seggio elettorale è disoccupato dei delegati che partecipano al congresso. Ghisio Giuseppino, Gaddeo Michelangelo, Salis Bore, Lai Luigi, Cillara Palmiro, Muravera Bore, Lado Antonio, Pinna Salvatore, Pillai Vincenzo, Casula Maddalena, Trassi Giovanna, De Rio Maria Antonietta, Micheli Franca, Moni Angela, Frogheri Rina, Muscao Giovanna Rosa, Caviddu Maria Franca. Chi è d'accordo è invitato ad alzare la delega. Giù le deleghe. Vi sono voti contrari? Vi è qualche astenuto? Una contraria. Un contrario? Una. Un voto contrario. Bene, approvato con un voto contrario. Ora, Noi abbiamo 3 liste. Leggo la lista della maggioranza della CGIL, poi abbiamo 2 liste del lavoro e società dell'area programmatica. Oh, c'è la lista che a me è stata presentata, una lista di Salvatore Pinna e una lista vostra. Va bene? Posso chiarire, Vincenzo? Posso chiarire io, Vincenzo? Allora, inizio con una stupidaggine. Questo è un congresso e il congresso, come si diceva un tempo, sciogliendo gli organismi e aprendo il congresso, si diceva il congresso è sovrano. Noi siamo arrivati a questo congresso nella situazione che abbiamo descritto, la conoscete, inutile che... Nella discussione in commissione elettorale, lo ricordavo, De Meglio Piero, Flore Pietrina, Maisola Tunino, supplenti Cancella Giovanni, Boi Filomena. bene, quindi 3 effettivi e 2 supplenti. Se credo che questa proposta possa essere... Io ho 3 liste. Sì, lavoro società, ce l'ho. Sì, ce l'ho. Non c'è discussione. Allora, prima dopo, lista, no. Gaddeo Michelangelo, Frontello Sandro, Pusso Francesco, Moni Angela, Guglielmi Vanda, Chirone Geltrude, Leroux Sofì, Matana Joseph,
De Rio Maria Antonietta, Palloi Giovanni, Cillara Palmiro, Secci Tonino, Carta Luccio, Casula Maddalena, Muscao Giovanna Rosa, Ghiso Giuseppino, Locche Mauro, Boi Elio, Frontello Giovanni, Lado Tore, Bianco Mario, Frugheri Caterina, Manconi Rosaria, Marotto Giuseppe, Miscali Salvatora, Muravera Salvatore, Mussoli Gianfranco, Pili Franco, Sali Salvatore, Solina Salvatore, Taras Maria, Bidone Lisetta, Cida Antonella, Meloni Antonio, Deida Roberto, Sanna Graziella, Muscao Antonio, Mular Giuelio, Cadino Salvatore, Brossu Franca, Fronteggio Paola, Stella Antonello, Pugioni Giuseppina, Ortu Maria Giovanna. Sono stati inseriti 3 nominativi in più perché con le liste bloccate si ha la possibilità di poterne mettere di più. Loe Luigi, Lado Antonio, Cossu Gianni, Soggio Vincenzo, Goldi Salvatore, Toro Francesco, De Meglio Piero, Boi Filomena, Baggiani Rosa, Tatti Anna, Sulis Giuseppe, Gatti Francesco, Oleda Gesuino, Cossu Taddeo, Pintori Salvatore. Terza lista, Porro Giuseppe, Cao Franco, Piero De Meglio, e in 2 liste Piero De Meglio. Li cancella tutte e 2 le parti. Antonella Balconi, Saverio Vara, Wanda Guglielmi. È stato uno sbaglio. È stato uno sbaglio, scusa. Molti errori. È stato uno sbaglio, non è stato uno sbaglio mio. Dorino Marzia, Fabrizio Pinna, Salvatore Pira. Bene, allora a questo punto Saverio, corregge. Tocca a noi. Saverio? Prego. No, compagni, molto semplice e molto breve. Vengo dalla FIOM, non c'è dubbio, mi va bene la Rinaldini, ma sono sicuramente nella maggioranza. Il mio nome dentro quella lista è usurpato, io non ci sono. Non ho alcuna intenzione di essere candidato al direttivo provinciale della CGIL, sto bene come sono, mi va bene continuare a battagliare e a dare il mio contributo dall'esterno. Grazie compagni. Bene, allora scusate, io lo stesso provengo dalla FIOM, mi associo pienamente a quello che ha detto Saverio e questo partito non voglio sia messo. il nome? Non rumoreggiare, a non chiacchierare, ad agevolare in tutti i modi le operazioni elettorali. La Presidenza in questo momento sgombra e lascia il posto all'insediamento del seggio elettorale, composto dai 4 nomi che erano stati annunciati in precedenza. Il seggio elettorale riceverà le schede. Numero 72 voti. La lista B con capolista Loi Luigi 20 voti. La lista C con capolista Pinna Salvatore 11 voti. Un astenuto, 2 schede nulle, 4 schede bianche. Il totale dei votanti, come abbiamo detto, è 110. Adesso facciamo la percentuale, un po' di pazienza. Bianche 4, nulle 2, astenuti 1. E rosse quante? Calma. Nessuna, tranne il tuo maglione. Fatemi salutare.